Brusca sterzata del meteo in poche ore in Friuli, l'afa asfissiante, la calura con punte di oltre 40 gradi registrati nel fine settimana che hanno fatto boccheggiare l'intera regione, nelle prime ore del pomeriggio hanno lasciato strada al maltempo che si è abbattuto con violenza sulla provincia senza risparmiare il capoluogo. Grazie alla preziosa documentazione della pagina Telegram Meteo FVG Solo Segnalazioni, che ringraziamo per la collaborazione, in pochi minuti le immagini sono state caricate e diffuse. Forti venti di downburst che hanno spezzato rami e battuto qualche albero, in particolare nel Medio Friuli. Una dozzina, almeno le chiamate giunte al centralino dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine per richiesta di interventi. Nubifragi che hanno allagato sottopassi, strade e piazze nell'area di Udine e la grandine di medie dimensioni che ha colpito prima la fascia pedemontana del Tarcentino e nella seconda ondata il Manzanese. Proprio nella zona del distretto della Sedia alcuni capannoni sono finiti a mollo, millimetri d'acqua, i tombini di scolo non sono riusciti a far defluire per la forte intensità con cui si sono sviluppati i nubifragi. Al momento di andare in macchina con il servizio, il maltempo ha cessato la sua attività, spostandosi ora oltre il confine, con alcuni disagi ancora segnalati per la presenza di acqua lungo le strade secondarie a sud di Udine.